Allora Zaia, indossiamo il camice bianco, parliamo di sanità. Sì, fra un po' se lo dovranno indossare i cittadini per autocurarsi. Il camice bianco se lo mettiamo noi? No, per autocurarsi, perché se va avanti così, cioè, i cittadini veramente hanno messo in dubbio il servizio della cura. Tagliare 208 prestazioni, scusi l'interruzione del direttore, cioè non è che io mi agito per devo fare politica, tagliare 208 prestazioni, cioè dire che io multerò, cioè il governo dice multeremo i medici che non rispetteranno le regole, cioè il medico studia ed è l'unico titolato a decidere che esami, che verifiche, che TAC, che risonanza deve fare un cittadino, cioè non deve essere una lista così nuda e cruda che deve far quadrare i bilanci. La Lorenzin però dice che non sono tagli lineari, sono razionalizzazioni. No. Allora, se non vuoi far tagli lineari, la Lorenzin e il suo capo Renzi applichino i costi standard. C'è qualcuno più virtuoso di noi, che so, sulle analisi del sangue piuttosto che sulla gastroscopia? Noi applichiamo i parametri dei costi di quello che è più virtuoso di noi e tutti gli altri applicano i nostri parametri. Cioè è inutile che tu dici il Veneto è la regione più virtuosa d'Italia per la sanità, abbiamo la spesa pro capite più bassa, la spesa farmaceutica più bassa, se non ricordo male 117 euro capo anno. Allora, cioè, scusa, allora se io sono virtuoso perché faccio bene il mio lavoro e mi dici che devo tagliare come gli altri, stai dicendo che la cicala viene trattata come la formica. A noi da piccoli hanno insegnato che la cicala canta tutta l'estate e poi muore di freddo d'inverno, la formica invece fa il formicaio. Qui le formiche non contano nulla, solo cicale in Italia.